Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Un buon inizio settimana a tutti amici delle stelle, pronti per le ultime novità insieme all'oroscopo di Radio.0. E allora iniziamo subito, partiamo dall'Ariete. Se in passato c'è stato qualche screzio, il trigono del Sole con la Luna vi darà finalmente la possibilità di fare pace e di ritrovare la giusta armonia. La settimana comincia proprio con il giusto input, potete iniziare nuovi progetti in tutta tranquillità. Toro, credevate che non pensando più a quella persona l'avreste dimenticata del tutto, forse però non è proprio così se siete del tutto sinceri con voi stessi. Dovrete rimangiarvi quanto avevate detto, ma non sarà un problema solo se limitate un po' l'orgoglio. Gemelli, in un'animata discussione farete sentire la vostra voce grazie all'appoggio della Luna in Ariete e gli altri dovranno per forza ricredersi. Sarete più incisivi di quanto avreste mai immaginato, i colleghi ora vi guardano con ammirazione. Cancro, se non vi fidate della persona che avete accanto, forse dipende più da alcune vostre paure che dall'effettiva e concreta realtà dei fatti. Siete sotto il tiro della quadratura lunare in questi giorni, perciò non fate assoluto affidamento su alcune percezioni. Leone, nuove idee arriveranno condotte dalla Luna nel creativo Ariete. Non perdete neanche un attimo, raggiungerete le vette elevate che desideravate da tempo. Siete disposti in più a fare una generosa concessione a chi amate, avete ancora molte carte da giocare. Vergine, non rovinate un momento prezioso con le preoccupazioni o l'ansia da prestazione, siete semplicemente voi stessi, senza alcuna paura. Dimenticatelo il passato, occupatevi solo delle iniziative da portare avanti, questo è ciò che conta. Bilancia, anche se qualcuno ha tentato di mettervi i bastoni tra le ruote, non vi date per vinti e scavalcate tutti quanti gli ostacoli con nonchalance. Se il partner non tollera un vostro atteggiamento, siete subito disposti a cambiarlo per il suo bene. Scorpione, non vi lamentate dei compiti che vi sono stati affibbiati, li portate avanti con orgoglio. Tutto è un banco di prova delle vostre capacità alla fin fine. Il nervosismo finalmente viene meno, con Marte che si allontana dal vostro segno, anche le energie però ne risentiranno. Sagittario, la vostra audacia sale a un livello elevato con Marte che viene a farvi visita, non tollerate però ingiustizie contro le quali andrete a combattere. Con il trigono Sole e Luna riuscirete a portare a termine i miglioramenti che desideravate da tempo, che armonia finalmente. Capricorno, nella logica sarete imbattibili dato che Mercurio bussa alla porta di casa vostra, anche il senso pratico ci guadagna e non di poco. L'unico vostro difetto potrebbe essere l'eccessiva serietà, cercate quindi di prendere la vita sempre con il sorriso. Acquario, ancora per oggi in buona compagnia grazie alla Luna in Ariete, non dite di no a richieste di amici e conoscenti, lasciatevi coinvolgere. Aiutando il prossimo vi sentirete molto più appagati e non dovrete fare i conti con nessun rimorso. E chiudiamo infine con i pesci. Questo lunedì forse non sarà privo di qualche stravaganza da parte vostra. Assicuratevi il parere di un esperto laddove potrebbe servire. Negli affari e negli investimenti meglio andare sul sicuro in questo prossimo periodo, pur se il guadagno non sarà alla fin fine inestimabile. Ed è tutto quindi anche per questo inizio settimana dalle nostre stelle. Appuntamento a domani con tutte le ultime novità. Intanto auguriamo a tutti una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0